da quando abbiamo appreso la notizia della visita di Papa Leone a Lampedusa, abbiamo iniziato una riflessione che ha avuto a livello parrocchiale, a livello vicariale, a livello diocesano. Il 6 giugno abbiamo vissuto a livello diocesano una veglia di preghiera con adorazione eucaristica a Porta Empedocle. Abbiamo iniziato nella Chiesa Madre e avviato lì una riflessione, poi con la progressione eucaristica, con Corpus Domini, dalla Chiesa Madre ci siamo spostati sul Molo e sappiamo come il Molo di Porta Empedocle accoglie questi fratelli e sorelle migranti, accoglie i vivi e accoglie anche i morti. Quindi è un luogo piano piano che diventa un luogo di memoria, la memoria di sogni infranti, ma anche la memoria di possibilità di vita nuova. Adesso siamo agli ultimi momenti, prima del 4 luglio, oggi questo incontro in prefettura per mettere a fuoco le varie problematicità che ci sono, e tutto, mi sembra di poter dire, sembra vada molto bene. Quanti fedeli si aspettano a Lampedusa? Allora, io francamente non lo so. Dicono 10.000, che non è che si aspettano, tanti sono già lì, sì. Perché già Lampedusa nel mese di luglio è già piena di turisti, e quindi la cifra di cui si parla è quella di 10.000. C'è stata la disponibilità delle compagnie di navigazione, c'è un'operazione interessante, mettere una nave che parte il 3 sera da Porta Empedocle, arriva lì la mattina e riparte la sera per tornare poi a Porta Empedocle. Questo può agevolare molti, considerando l'importante difficoltà di trovare alloggio per il pernottamento a Lampedusa, grande difficoltà. Questo va incontro, perché si tratta di dormire due notti in navi, però c'è anche la possibilità di partecipare alla messa del Santo Padre. Una proposta interessante l'itinerario che farà, perché l'avrete già appreso, arrivando all'aeroporto si trasferirà subito al cimitero in forma privata per una preghiera, per una visita ai morti. Da lì si sposterà alla Porta d'Europa, dove incontrerà 1 o 2 famiglie di migranti, quindi diciamo in forma semi-privata. Quindi la celebrazione eucaristica con la partecipazione di tutti quelli che vorranno partecipare. E questo, oltre a essere uno itinerario pratico, è un itinerario spirituale che non dobbiamo, a mio avviso, se vogliamo gustare l'intera visita e le ragioni della visita, non possiamo perdere di vista. E quindi c'è il raccoglimento con coloro e per coloro che a Lampedusa hanno terminato il loro viaggio terreno e si sono infranti i loro sogni di vita nuova. La Porta d'Europa, l'incontro con queste famiglie di fronte a questo mare, dove invece quei sogni hanno trovato nuova consistenza, aperti alla vita nuova. Il passaggio al modo Paparolo per la dedicazione al Papa Francesco, e quindi la celebrazione eucaristica che mette insieme la memoria dei morti e la memoria dei vivi, perché veramente in Cristo possiamo essere uno, come dice il motto del Papa, in illo uno unum,
Quindi questo è l'itinerario spirituale che dà senso a questo itinerario materiale.